crescita economica di un paese ci si riferisce alla performance della sua economia e alla sua capacità produttiva, al fine di rafforzare la diversificazione, il progresso tecnologico e l'innovazione. Ogni Stato punta a un'economia inclusiva e sostenibile, capace di garantire il benessere dei suoi cittadini. In Italia, nel 2019, il tasso di disoccupazione per sesso e condizioni di disabilità superava il 10%, mentre la mancata partecipazione al lavoro sfiorava il 19%, spesso per motivazioni legate alla sicurezza e alla salubrità del proprio posto di lavoro. Secondo l'INAIL, oltre l'11% degli occupati ha subito infortuni che hanno determinato inabilità permanenti e in alcuni casi addirittura la morte. Il tasso di infortuni è più alto nelle regioni meridionali, che contano circa 13,5 casi di infortuni mortali e di inabilità permanenti ogni 10.000 abitanti, rispetto al centro che ne conta 12 su 10.000 e al nord che ne conta 10 su 10.000. Cosa possiamo fare? Seguire corsi di formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro, puntare a un continuo aggiornamento nel nostro ambito di competenza, rispettare regole e segnali esposti sui luoghi di lavoro, essere dipendenti e al contempo colleghi inclusivi e fondare il nostro operato sulla collaborazione reciproca. Per approfondire questa e altre tematiche legate alla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di UniUD.